buonasera, l'abbiamo appena presentato il professor Paolo Coppola, assessore all'innovazione e all'e-government, più tante altre cose, la trasparenza per esempio, che è una cosa molto importante qui al Comune di Udine, e con lui abbiamo appena parlato di cosette come la banda larga, magari poi ci torniamo sopra. Cominciamo invece a parlare di una cosa che è piuttosto importante, nel senso che quando ci sono i grandi concerti ci sono sempre i gruppi di spalla. Noi stasera siamo un gruppo di spalla rispetto al grande confronto che ci sarà tra Renzi e Bersani in Rai 1. Allora partiamo da qui e chiedo, com'è andata secondo lei al primo turno qui in Friuli? Qui in Friuli dipende chiaramente dalle province. In generale è andata abbastanza bene, visto che siamo in linea con il dato nazionale. A Pordenone è andata benissimo, perché infatti Renzi ha vinto su Bersani. A Udine un po' meglio, non meglio di Pordenone, un po' meglio del dato nazionale. A Gorizia e a Trieste abbiamo ancora da lavorare. Se non si era capito, è il rappresentante, il coordinatore dei pro Bersani qui. Pro Renzi. Pro Renzi, scusa. Con tutto il rispetto per il segretario. Assolutamente, assolutamente. Allora, giusto, fa bene a dirmi questa cosa, perché ci vogliono le regole, bisogna anche nel parlare ci vogliono regole, in particolare nel parlare di primaria. Allora, questa cosa delle regole un po' porta acqua al mulino di Renzi. Un po' però sta cominciando a diventare stucchevole, insomma, la gente si sta stufando, dice tutto sommato Renzi aveva accettato queste regole, perché in corso d'opera si mette adesso a contestare il fatto? Ma allora, in effetti non è che si contesta, si cerca semplicemente di dire che così è un po' difficile fare quello che si vuole, ovvero cercare di chiamare gli elettori a esprimere il miglior candidato possibile per il centro-sinistra. Ora il regolamento dice che ci sono 2 giorni, che sono domani e dopodomani, per cui chi non è riuscito a iscriversi prima può andare al coordinamento a dire che non è riuscito per motivi indipendenti dalla sua volontà e quindi chiede di iscriversi e di andare a votare. Ora già questo è un po' difficoltoso, perché è un po' difficile capire qual è il meccanismo che vieta di andare il giorno del voto a fare questa cosa. Di più c'è un'interpretazione assai restrittiva che io spero che poi pian piano venga messa da parte, che non solo dice che bisogna chiedere di iscriversi e dire che era indipendente, ma bisogna portare le prove, ci deve essere qualcuno che giudica se queste prove sono attendibili. In questo senso la rete si è scatenata e dice che ci sono dei facsimile della dichiarazione di giustificazione per questa cosa, dice sotto la propria responsabilità, giurando sui Power Rangers, domenica scorsa voleva votare per le primarie e non l'ha fatto per la causa seguente: ci sono le caselle da sbarrare, è morta la maestra, il bimbo aveva problemi, stavo attraversando la strada, mi è vestito un branco di gnu, ero legato imbavagliato dopo una serata di sesso estremo e non ho saputo sciogliermi, sono un marxista per tabacci, giocava alla San Benedettese ma non ricordo contro chi, vabbè, un po' di spirito ci sta, però assessore, direi che la prova democratica comunque è stata fondamentale ed è stata decisamente una svolta rispetto a Sì, però va anche detto che, ecco, pare che io ancora non ho visto la circolare, ma pare sia una circolare di oggi che dice, secondo me giustamente, che si può mandare un'email al coordinamento provinciale invece di dover andare di persona, e quindi basta mandare un'email alla provincia di appartenenza @primariaitaliabenecomune.it in cui si dice: non sono riuscito a iscrivermi, chiedo di poter votare. Non sono iscritto perché non riuscivo a venire. Sul libretto personale firmata dai genitori. Certo, bene. Va bene, bellissima battuta. Il diavolo si infila sempre nei particolari, dei dettagli. Moretton è arrabbiatissimo per quel risultato di Pordenone, per dirla tutta. Dice tutto quel risultato è merito di quelle persone, è frutto di persone di centrodestra che sono andate a votare. Cioè, come dire, Bolzonello, non allargarti troppo. Beh, cosa devo dire? Non Diciamo, credo. Le chiedo. No, non Secondo credo, lei? non credo che Moretton abbia la capacità di guardare negli occhi una persona, un elettore, e capire se è di centrodestra o di centrosinistra. A Pordenone sono andati tanti elettori, tutti hanno detto che volevano partecipare alle primarie del centrosinistra e hanno votato chiaramente. Probabilmente a Pordenone c'è una chiara volontà di cambiare il gruppo dirigente, e questo probabilmente a Moretton dà un po' di fastidio, però. Secondo me dà più fastidio a Lenarduzzi, che è stato respinto perché voleva votare non dichiarando di essere un elettore di centrodestra. Come dire, il concetto era Ichino, Giavazzi, Renzi, Bindi, Camusso, Bersani.
Mi pare che certo. sia... Ma noi accogliamo Leonarduzzi, può chiaramente prendere la tessera del PD, iniziare a fare un lungo percorso di militanza, di lavoro, ai banchetti, a volentinare. Si può sempre cambiare idea e capire che uno ha sbagliato. Solo gli asini non cambiano idea, Certo, solo gli asini. Senta professore, io faccio di solito delle domandine a mo' di giochetto e cominciamo a vedere cosa ci risponde, magari con risposte così abbastanza veloci, insomma. Meglio esperienza o coraggio in politica? In questo momento coraggio. Perché l'esperienza non c'è? In questo momento il mondo è cambiato, ci sono tantissime novità, soprattutto in un mondo che corre velocemente, dove le tecnologie la fanno da padrone, dove i problemi sono completamente diversi da quelli che abbiamo affrontato negli anni scorsi. Chiaramente è meglio avere tutte e due, ma se devo rinunciare a qualcosa e non rinunciare a qualcosa, non devo rinunciare al coraggio. Senta, meglio abbiamo una banca o meglio un investitore istituzionale con un maxifondo? Vabbè, ma questo è un po' troppo, nessuna delle due, non capisco. Meglio Keynes. Meglio andare dagli elettori a dire abbiate fiducia in noi. No? Va bene, meglio l'UDC o la Lega? Allora, questa è una cosa, è un giochino, allora, quella delle alleanze. Meglio parlare agli elettori. Bisogna finirla di pensare che i capi del partito abbiano i voti nelle loro mani. La democrazia è un'altra cosa, si va agli elettori, gli elettori possono scegliere una persona, non è che hanno la squadra del partito che hanno votato sempre, guardano le persone, guardano la squadra che c'è dietro le persone, guardano i programmi e decidono. Però sa, UDC e Vendola, insomma, dai, mettere insieme il diavolo e l'acqua santa, lei forza un po' il ragionamento. No, ma Renzi dice chiaramente, la Vendola è il segretario di SEL e SEL fa parte della coalizione di centrosinistra e Renzi accetta la coalizione di centrosinistra. Casini non fa parte della coalizione, non si parla a Casini, si parla chiaramente agli elettori di Casini, perché non si vede il motivo per cui non bisogna allargarsi, non bisogna riferirsi a un elettorato molto più ampio di quello che prima. Meglio Monti bis o un Grillo 1? Meglio Renzi 1. Scusate. Perché è una risposta frequente, per l'amor di Dio. Meglio il Chino o il sindacato, non necessariamente la FIOM? Allora, meglio tutte e due, nel senso, so che purtroppo sono sempre risposte democristiane, ma lei non ha esperienza. Ma io non ho esperienza, io nasco col PD, quindi può essere che già è un nativo democratico. Allora, meglio guardare al mondo del lavoro che c'è adesso, e Ichino per me vuol dire basta a tutti i contratti a tempo determinato, a tutti i cococò che purtroppo sono la norma per i giovani, perché se noi guardiamo al mondo del lavoro vediamo che il mondo del lavoro è diviso in due. C'è una parte alta in cui ci sono persone che da un certo tempo, un certo numero di anni lavorano, sono dentro al mondo del lavoro e sono quelli che sono tutelati, tranne i problemi che purtroppo adesso stanno arrivando sempre di più di fallimenti e anche quelli bisogna affrontare, però c'è anche tutta la fascia bassa di giovani che non riescono a entrare nel mondo del lavoro e l'unica cosa che ottengono per anni e anni e anni sono cose a tempo determinato. Bisogna dire basta di questa cosa, bisogna passare a un modello diverso. La proposta di Ichino non dice di eliminare l'articolo 18 o mandare a casa quelli che hanno il tempo indeterminato, dice che per tutti i nuovi si fa tempo indeterminato, che è possibile interrompere come contratto anche per motivi economici, ma in quel caso l'azienda è obbligata a cercare di formarti e di rimetterti nel lavoro. È un meccanismo diverso, è un meccanismo che funziona in Danimarca e non vedo perché non dobbiamo provarlo. Parlando di economia, meglio Enrico Morando, 62 anni, o Stefano Fassina, 46 anni? Meglio le idee in questo caso. E allora chiaramente ci Morando, spieghi cos'è questa, chiaramente, ci spieghi cos'è questa rottamazione così selettiva?
Ma no, allora la rottamazione non ha a che fare con Fassina, chiaramente. La rottamazione... essendo a 46 anni. Certo, ma il termine dell'articolo 18. Il termine rottamazione si riferisce a un certo numero di politici, di parlamentari che sono da molti anni in Parlamento, che hanno fatto tanto bene all'Italia, che però, diciamo, adesso in questo punto forse è il caso che si facciano da parte. E quindi il termine rottamazione è venuto fuori un po' per scherzo, un po' per cercare di porre l'accento sul problema del fatto che c'è purtroppo una classe dirigente che ha provato tante volte, ha fatto del bene, ha fatto degli errori, purtroppo in tanti casi ha fatto errori, e però non smette mai, cioè vuole ogni volta avere un'altra occasione. Questo chiaramente non va bene in un partito. Non va bene in nessuna organizzazione. È bene che a un certo punto ci si faccia da parte e si dia l'occasione ad altri di provare. Neanche i premi di consolazione. Ma i premi di consolazione in 15-20 anni mi sembra che ci siano stati, ecco. Anche troppi. Qualcuno spieghi perché in molti comuni la fibra ottica c'è in centrale Telecom da alcuni anni, ma quest'ultima non aggiorna le apparecchiature lasciando una DSL 640K su cavi marci. Non so se può spiegarlo il professore, ma insomma era soltanto per segnalare una situazione bisogna vedere qual è la fonte. Allora, in alcuni casi, se la fibra ottica è stata portata dall'azienda, mi sembra difficile che poi non si vada avanti, perché difficilmente un'azienda fa investimenti per poi fermarli lì, anche se tutto è possibile. In alcuni casi la regione ha portato la fibra ottica negli armadi, però ancora non si passa alla fase 2 perché ci sono stati dei rallentamenti nella tutta la parte burocratica in cui appunto poi bisogna mettere a gara la fibra eccedente, e quello stiamo ancora aspettando. Bene, io tornerei un altro messaggino sulle latterie friulane, le citiamo, sì. non è di competenza del professore, ma insomma... Lei pretende, cioè ha parlato giustamente di rendite di posizione, quindi i giovani non trovano sblocco nel mercato, non riescono ad avere questi contratti a tempo indeterminato. Stiamo su INSIEL, questo bel carrozzone regionale con 750 dipendenti che, come ha descritto un attimo fa lei, dice non riusciamo a sbloccare, non riusciamo a fare un lavoro. Cioè, ma uno Steve Jobs o qualcuno del genere non riesce a nascere nella nostra regione? Non esplode, perché queste sono le rendite di posizione di 750 persone che potrebbero... Però Leonarduzzi dimentica l'ASEM, dimentica Eurotech, dimentica un po' di cose. Infatti Eurotech quanti sono in 40? L'ASEM è la madre di tutte le... Vabbè, prego professore. Allora, io INSIEL chiaramente non sono un esperto di INSIEL, però in questi anni da assessore ho avuto a che fare anche perché poi fortunatamente sono stato nominato nei vari tavoli tecnici regionali, e quindi ho avuto l'occasione di lavorare a contatto con tante persone che lavorano dentro INSIEL. Allora, è vero che INSIEL ha 750 persone, è vero, ma guardate che il problema più grosso di INSIEL è la guida. Purtroppo è mancata in questi anni una guida politica. Io vi faccio un esempio che secondo me è esplicativo. Nell'ultima riunione del tavolo tecnico regionale, che è un organismo deputato dalla legge 9 del 2011 per decidere il piano strategico dell'information technology in regione, nell'ultima riunione è venuto l'ultimo assessore. L'ultimo assessore è De Anna, e che ha fatto un discorso bellissimo sulla strategicità di INSIEL. Ecco, dopo aver sentito questo discorso io ho ringraziato e ho detto benissimo, noi siamo pronti a lavorare al personale, a tante altre cose, ma anche alla cultura. Che ruolo aveva De Anna. Sì. Però appunto quando poi gli ho detto che se veramente si pensa che l'informatica è strategica, allora bisogna fare almeno due cose. Uno, evitare che INSIEL abbia tantissimi padroni che la tirano per la giacchetta e gli fanno fare progetti più disparati senza una unica regia, perché così si sprecano risorse. Due, è pensare che l'informatica non è un costo, ma è un investimento strategico per rendere la macchina amministrativa più efficiente. Ecco, appena detto queste due cose, l'unica cosa che io ho ottenuto è che l'assessore si è alzato, ha iniziato a urlare, ha detto che nei comuni ci sono le persone che usano Facebook e che perdono tempo, ha preso ed è andato via dicendo che quello era un discorso... alta di Anna, non ho capito, però capite che non si può, cioè non è colpa di INSIEL qui, è colpa di chi è lì cosa devono fare quei poveretti di INSIEL? Ma lei in quanto CDA è? Lei è nel CDA di Friuli Innovation, di Friuli Innovazione? Friuli Innovazione, sì. Sì, poi dopo anche di TEDI? Di TEDI, sì, accumulo cariche...
lei è Onsel in campagna elettorale 4 anni fa disse anche: i miei assessori devono essere tutti a tempo pieno. Sì. Lei è in aspettativa, ovviamente. No, io faccio anche il professore universitario. Quindi fa l'assessore e il professore universitario, certo, sì. Poi è nel CDA di Friuli, certo. Poi dopo di Tedi. Assolutamente. Sì, Renzi, come la pensa Renzi di queste sue cariche? No, più che Renzi, come la pensa mia moglie, che non mi vede quasi mai, e le mie bambine che saluto. E salutiamo la famiglia. Bravissimo. No, ma ancora una domanda politica, poi entrerei di nuovo sulla Smart City, perché è uno dei progetti che sta portando avanti il professor Coppola, è qualcosa di molto importante. Si diceva della spaccatura vera. La spaccatura vera dice tra gli elettori e il gruppo dirigente, e sta parlando del PD. Sì. Ci spieghi questo passaggio? Ma era un passaggio relativo a un ragionamento. Alcuni iscritti al Partito Democratico avevano paura, io poi credo che negli ultimi giorni questa paura sia diminuita sempre di più. Nel caso vincesse Renzi il partito si spaccherebbe. Però io notavo che purtroppo una spaccatura c'è già stata, e lo dicono i numeri, ed è una spaccatura tra gli elettori e il gruppo dirigente del Partito Democratico, che purtroppo non si è accorto che tanti elettori iniziavano a non votare più, o forse se ne è accorto e non se ne è preoccupato. C'è un'altra spaccatura grave tra gli iscritti, i tesserati del Partito Democratico e il gruppo dirigente, perché anche qui, se uno guarda i numeri, purtroppo vede che i numeri calano di anno in anno. E allora forse è il caso, almeno secondo me, io ho sempre concepito il Partito Democratico non come gli altissimi dirigenti che stanno a Roma, ma il Partito Democratico sono tutte quelle persone che io ho avuto la fortuna di conoscere in questi anni, che donano il loro tempo per cercare di far sì che la politica sia una bella cosa, che stanno nei banchetti, che girano, che parlano con la gente, che ci mettono la faccia, e che purtroppo vedono troppo spesso il lavoro magari di mesi completamente rovinato dall'uscita estemporanea di qualche parlamentare un po' troppo loquace, ecco. Va bene. Senta, l'ultima cosa che le chiedo per quel che mi riguarda, un passaggio su Aquileia. Aquileia La Rossa, il famoso triangolo della Bassa, uno dei vertici del triangolo, Renzi 201, Bersani 168. Però è l'equivalente del voto delle regioni cosiddette rosse, Toscana, Umbria, in parte Marche, in parte Emilia-Romagna. Sì, detto così sembrerebbe, in realtà bisognerebbe fare un'analisi un po' più approfondita, perché io non so tutti i voti. In Toscana è interessante che c'è stato, Bersani ha preso rispetto al 2009 più voti. Quindi c'è stato un aumento delle preferenze, nonostante questo Renzi ne ha presi molti di più, il che vuol dire che dà un'idea dell'allargamento e del riavvicinamento. Ad Aquileia sinceramente non so, comunque sicuramente... questo l'ho trovato su internet. Non sono pochi i comuni in cui fortunatamente secondo me Renzi ha vinto. È un segnale anche questo. Andiamo a questa Smart City, Udine Smart City, ma comunque prima di arrivarci, che è un convegno di 2 giorni, 6-7 dicembre, sarà una cosa molto importante, coinvolta anche in parte a Udine. Anche in parte Telefriuli, la questione dell'innovazione, delle nuove tecnologie e del fatto che vengano avvicinate alla cittadinanza. Ecco, il progetto procede da tempo, dati di bilancio online, situazioni molto, molto interessanti. Ecco, ci spieghi qualcosa, cosa sta facendo e quali sono le difficoltà. Udine Smart, 2 giorni a Udine faremo incontri, conferenze, tavole rotonde e barcamp, che sono non conferenze, che vuol dire conferenze destrutturate dove tutti possono parlare e interagire, dove si lavora, dove si discute sui temi delle nuove tecnologie. Lo faremo al Cinema Visionario, lo faremo a Friuli Future Forum, lo faremo in Casa Cavazzini, lo facciamo con la collaborazione della Camera di Commercio, con la collaborazione di Friuli Innovazione, del Distretto delle Tecnologie Digitali. E poi altri, io mi dispiace, chiedo scusa. È un insulto a tondo, perché tolto Friuli Innovation, allora voi dite... E noi facciamo lo stesso, noi facciamo lo stesso, non è un insulto, senta, è la volontà di portare avanti il sito del comune del comune di Udine. Sì. È difficilissimo. Fai dire qualcosa, no. Aveva detto solo gli sponsor. Sì, solo gli sponsor. No, e neanche tutti poi se la prenderanno. No, era una cosa importante. Perché facciamo queste cose? Perché
perché una delle azioni più importanti in questo momento da portare avanti è quella della disseminazione culturale, cioè in questo momento non è più un problema di tecnologie, le tecnologie sono andate molto avanti, è un problema di conoscenza. Nel nostro paese siamo troppo arretrati da questo punto di vista, tant'è che uno dei pilastri dell'agenda digitale è proprio quello che ha a che fare con la disseminazione culturale. Bisogna far sì che più persone possibili conoscano le possibilità, le opportunità che le nuove tecnologie danno, e quindi cerchiamo in tutti i modi di avvicinarle con meccanismi che non sono la classica conferenza dove uno va lì e sente e non dice niente, con meccanismi partecipativi, in modo che... Coppola, lei è bravissimo, l'ha dimostrato, ma possibile che in quella piazza 20 settembre, bella com'era, lei ha fatto anche questo wifi che uno arriva, può aprire il suo sito internet, l'apparecchio, si vede, naviga eccetera, però non c'è mai nessuno. Non c'è mai nessuno. In realtà... C'è il totem, poveretto, che avete descritto in 50, anche in friulano. Anche in friulano. Anche in friulano. Complimenti. Grazie. Complimenti. Anche in friulano. Io lo dico perché passo davanti, quindi però non c'è mai nessuno, è deserto. Ma non mi avete sembra... desertificato la città, volete fare altrettanto con via Mercato Vecchio, volete allontanare con la Movida tutti i cittadini di Udine. Cioè, o da una parte si è innovativi o dall'altra si è conservatori, insomma. Certo, io rispetto le sue visioni, ecco, i dati del wifi non dicono che è deserto, perché a meno che non ci siano i fantasmi che accedono al wifi pubblico, diciamo, di accessi e di connessioni ce ne sono tanti. Quanti al giorno? Poi, o dipende chiaramente dal giorno dell'anno, comunque ce ne sono decine e decine, quindi e non comunque tutti vanno in giro. Che rispettano le mie visioni, io mi preoccuperei proprio per via delle visioni. Visionari. Detto questo, vediamo un attimo di fare una riflessione anche proprio sulle nuove tecnologie. È una fuga in avanti, voglio dire, mia zia come viene coinvolta in questo nuovo modo di rapportarsi con l'amministrazione, di collegarsi con le nuove tecnologie? La sto tirando per i capelli, per dire che c'è un progetto Maestro Manzi 2.0 che spiegherà lei. Certo, perché l'idea qual è? Quella di copiare, perché copiare non è sempre male. Allora, un po' di tempo fa c'era il maestro Manzi che utilizzava la televisione come strumento per cercare di insegnare agli italiani a leggere e scrivere. Non è mai troppo tardi. Non è mai troppo tardi. Ecco, noi abbiamo pensato come Comune di Udine a un progetto che si chiama Non è mai troppo digital, che copia l'idea ma la trasporta nel XXI secolo, e così riusciamo a fare, grazie a una televisione illuminata locale, di cui non diciamo il nome, delle piccole pillole informative in cui si cerca di dare dei trucchi, delle indicazioni su come si può avvicinare alla tecnologia, come la tecnologia può aiutare tutti quanti, anche la signora anziana o anche il ragazzo che magari non è proprio abituato a usare il trucchi. Pensavo trucchi per evadere le tasse. No, quello lasciamo ad altre il timbro già fatto, politiche. Il timbro già fatto, dove lo mettiamo? Lo mettiamo sul bilancio e basta, o su cosa, anche come amministrazione comunale? O come amministrazione comunale lo possiamo mettere su tantissime cose, ecco, però adesso da elencare... comunque i dati di bilancio sono online, questo è sicuro. I dati di bilancio sono online. Il Comune di Udine è stato il primo comune in Italia ad aprire i dati in formato open data, tant'è che per un periodo di tempo sul sito americano, quello voluto da Obama per gli open data, se si cliccava sull'Italia venivano fuori solo due voci, Regione Piemonte e Comune di Udine. Grandissimi. E avete quindi pubblicato, cioè anche il piano regolatore, avete intenzione di pubblicare in rete, cercare in qualche modo di interattività, tutti gli stipendi degli assessori, quindi consiglieri comunali, tutto in rete, trasparenza massima? Sugli stipendi degli assessori adesso sinceramente non lo so, sui dirigenti sicuramente, ma credo sia un obbligo di legge. Meglio no quelli dei dirigenti, perché i 20 dirigenti il bonus da 110.000 euro che hanno ricevuto e si sono spartiti. Di questi tempi forse Coppola era meglio stare a mantenere un si rispetta la legge che prevede che giustamente i dirigenti abbiano anche un incentivo alla produttività. Secondo me dovrebbe essere anzi molto più alto l'incentivo alla produttività e molto più basso il fisso.
che prendono i dirigenti, in modo appunto da innescare meccanismi di programmazione e controllo virtuosi. La legge è questa e quindi noi la rispettiamo. L'Unione Europea per il 2020 prevede che ci siano collegamenti di 30 mega. Udine per il 2015 dice che arriverà a 50. A 50, sì. Ecco, ci spiega come fa, qual è la bacchetta magica e qual è il trucco. Anche qua, scusa. No, nessuna bacchetta magica, semplicemente tanto lavoro e finalmente siamo riusciti a firmare un accordo di collaborazione con Telecom Italia che ha selezionato Udine tra le prime 30 città in Italia che avranno la fibra ottica fino ai cabinet. I cabinet sono quegli armadietti grigi che stanno ai lati delle strade. Questo fa sì che si possa avere la fibra ottica molto vicino a casa, solo l'ultimo miglio è in rame e questo permette di avere velocità di connessione dai 50 mega in su. Questa cosa la facciamo perché crediamo fortemente che avere connettività ad alta velocità è un fattore di aumento di competitività del territorio. Ci sono degli studi che dimostrano che maggiore è la penetrazione della banda larga, maggiore è la velocità di connessione, maggiori sono i numeri di posti di lavoro che vengono creati. Vero. E anche c'è una correlazione con l'aumento del PIL. Questo è su base nazionale, ma funziona anche su base comunale. Vero. Tante aziende, quindi tanti uffici. Possiamo dire alla signora Maria che non deve preoccuparsi tanto per gli scavi perché avete scelto un'altra strada? Sì, qualche scavo c'è. Però sono limitati al massimo perché sfruttiamo tutte le infrastrutture tecnologiche che ci sono, i tubi che già passano sotto terra, quelli dell'illuminazione pubblica e primi in Italia un meccanismo... Sempre primi. Sempre primi. Cioè, almeno in queste cose ci siamo riusciti. Innovare con Onsel. Innovare con Onsel è un meccanismo che permette di sfruttare anche le fognature. Spendere con Onsel, Coppola, domani sera Consiglio Comunale. No, domani sera volete acquistare... C'è un po' di culto della personalità del sindaco, no? O sbaglio così? Adesso il culto della personalità non lo so, sicuramente... quasi un collega, insomma, Onsel, che un collega è un maestro, sicuramente Onsel è una persona eccezionale ed è una fortuna per il comune di Udine averla, quindi poi non so se questo lo dice lei. Lo dicono in molti, fortunatamente. Andremo a verificare il prossimo anno. Oggi si sprecavano le metafore calcistiche per Renzi, per Matteo Renzi. La più bella, insomma, quella che mi ha colpito di più riguardava l'Olanda, gli Orange del bel tempo andato quando c'era Cruyff. Squadrone formidabile, gioco incredibile, 2 piedi nel futuro, arrivava sempre seconda. Non so se porta bene o male, ma noi avevamo anche un bel allenatore, no? Che non so, ammetto di non essere ferratissimo sul gioco del calcio, però da ragazzino mi piaceva... Renzi a Cruyff, le garantisco che... Da ragazzino io ero molto tifoso di Kevin Schwantz, che è un corridore di moto, che per me è bravissimo, però le due ruote, non ha avuto grande... Lei è appassionato di due ruote? Assolutamente. Moto da pista. Senta, c'è un accordo Vendola Bersani per chiudere la partita? Ma Vendola ha dichiarato ufficialmente che non farà in modo, o comunque non aiuterà Renzi o farà in modo che Renzi non vinca, senza dire che vuole appoggiare Bersani. Adesso non mi è chiaro come vuole farlo. Però diciamo, a noi non preoccupa perché continuiamo a essere convinti che non sono i segretari di partito gestori dei voti. L'elettorato poi vota con la propria testa e noi parliamo a tutto l'elettorato. Assessore, sì, io ho una cosa interessante, mi limito, vengo a Udine perché stiamo sforacchiando, ma questa me la deve concedere Assessore, perché le dimissioni di Lievi, un fulmine a ciel sereno, pare che Onsel voglia scaricare Reitani. Ma guardi, questo pare che non so dove l'ha sentito, però guardate, ammetto io la mia ignoranza assoluta, io sono un ragioniere con una laurea in informatica di teatro, veramente non c'entra il teatro, è politica, insomma è 4 anni e mezzo che sta lì in giunta, non può non sapere che Onsel ha scelto Mizzau e che c'è un attrito tra Lievi e Mizzau, e
quindi inevitabilmente allievi scelto da Reitani. Insomma, queste sono cose normalissime. Lei è professore, ha dimostrato questa sera altissime capacità di intuizione anche rispetto alla banda larga, banda corta e fibra ottica. La banda corta è la prima volta che la sento. Diciamo che sì, è vero, sono 4 anni che faccio politica, ma evidentemente questi giochetti ancora non li ho capiti. E quindi... Senta, Serracchiani in carrozza per le regionali? In carrozza cosa intende? Si va via tranquilli, visto che ci sarà... No, tutte le elezioni, non so, nessuna si va via tranquilli, però io penso che i cittadini del Friuli Venezia Giulia sappiano chiaramente che tra Tondo e Serracchiani è chiaro che il futuro è da una parte ed è quello di Deborah Serracchiani. Senta, ma nel segreto dell'urna chi ha scelto la Serracchiani? Renzi o Bersani? Siccome non l'ha detto. E questo bisognerebbe chiederlo a Deborah. Io spero Renzi, poi... La domanda che vorrebbe fare domani sera viene da noi a proposito della Serracchiani, Deborah Serracchiani. Cosa vorrebbe chiederle? Beh, mi pare come chiedere all'oste se il vino è buono, ho capito. Insomma, cosa vorrei chiedere? Il vino dall'oste. Non lo so, le chiedo tante cose perché io sono il suo responsabile organizzativo del partito, quindi di solito quando mi rivolgo a lei mi rivolgo Diciamo di cose attraverso molto pratiche. Va bene, dai, diciamo che hanno un filo diretto e chiudiamo qua in attesa appunto di questo confronto tra i due sfidanti, Renzi e Bersani questa sera, e niente, ringraziamo Paolo Coppola proprio perché c'è anche questa collaborazione che abbiamo instaurato nel nome dell'innovazione, speriamo che porti fortuna, così come speriamo che porti fortuna alle persone su cui... Bravo, Beh, detto da Leonardo Uzzi, va bene. Grazie a voi. Arrivederci, buona serata. Buonasera.